Al termine di giornate concitate, a causa di due sezioni che hanno rimandato la registrazione definitiva del dato elettorale, finalmente è possibile comunicare il risultato delle elezioni regionali 2015. Il Veneto, con il 57,2%, è risultato essere la regione con la percentuale più alta per quanto riguarda i votanti. Luca Zaia, con il 50,1% dei voti, è risultato il candidato presidente più votato. Per quanto riguarda le altre liste, Alessandra Moretti, candidata per il centro-sinistra, ha ottenuto il 22,7%, Flavio Tosi l'11,9%, il Movimento 5 Stelle l'11,9%, Indipendenza Veneta il 2,5% e l'Altro Veneto lo 0,9%. Per quanto riguarda la composizione del nuovo Consiglio regionale, secondo l'attribuzione dei seggi data dal Ministero dell'Interno, alla coalizione vincitrice, oltre a quello del presidente Zaia, andranno 29 seggi. Al centro-sinistra, oltre a quello della Moretti, sono stati attribuiti 11 seggi, mentre alla coalizione che ha sostenuto Flavio Tosi sono andati 5 seggi, così come al Movimento 5 Stelle. Complessivamente quindi saranno 12 i gruppi che comporranno il nuovo Consiglio, che vedrà anche una maggiore presenza di quote rosa. 12 infatti sono le donne che dovrebbero entrare in assemblea.